Processo Conti di Lavagna, dopo le richieste dei PM, oggi è il giorno delle difese degli imputati. A 10 giorni dal voto la cronaca giudiziaria irrompe nel dibattito in città. Alle amministrative 2019 per Ne sono 2 i candidati che si contendono la successione a Cesare Pesce, il vice sindaco uscente Marco Bertani e la sfidante Francesca Garibaldi. Anche a Lumarzo 2 sfidanti in lizza per il dopo Guido Guelfo. I cittadini dell'Alta Fontanabuona dovranno eleggere il nuovo sindaco tra Mirko Gazzolo e Daniele Nicchia. Contribuire al bene comune è un impegno personale che ciascuno può prendere. Comunione e Liberazione ha diffuso un volantino sul tema in vista delle prossime elezioni. Incontro pubblico venerdì sera a Chiavari. Umiltà e carità sono le virtù di San Francesco da Paola, descritte dal Vescovo nella casa delle Suore Minime di Lavagna. Monsignor Tanasini ha messo in guardia dall'abuso di potere anche nella quotidianità. Buonasera a tutti, gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Continuano le udienze in tribunale a Genova per il processo legato all'inchiesta Conti di Lavagna. Dopo la requisitoria dei PM, oggi è il giorno delle difese degli imputati. Il servizio lo vediamo insieme. Quando ormai mancano poco meno di 2 settimane al ritorno alle urne per il comune di Lavagna, il 26 maggio i cittadini saranno chiamati al voto per ridare un sindaco alla città al termine di quasi 3 anni di commissariamento, sono le cronache giudiziarie a tenere banco. Oggi agli avvocati difensori degli imputati il compito di smontare l'impianto accusatorio. Oltre 120 gli anni di carcere infatti chiesti al termine della requisitoria dal procuratore capo di Imperia Alberto Lari, nel 2016 PM in forza alla magistratura genovese, e dal sostituto procuratore Chiara Paolucci nel processo a carico di 20 persone. Le indagini, partite quasi casualmente dal sequestro di alcune armi in Val Fontanabuona, avevano portato a scoprire una vera e propria locale dell''ndrangheta lavagnese collegata alla casa madre in Calabria e che dava accoglienza ai familiari dei detenuti in Liguria o in Piemonte quando dal sud arrivavano al nord, o ancora organizzava i viaggi dalla Liguria verso la Calabria degli affiliati con i soldi da dare per provvedere al sostentamento dei familiari dei carcerati. A capo di questa cellula le famiglie dei Nucera e dei Rodà. Sono nei loro confronti infatti le pene più pesanti chieste dai PM. Per Paolo Nucera e Francesco Antonio e Antonio 20 anni ciascuno, per Antonio e Francesco Nucera 15 anni e 6 mesi ciascuno, 9 anni invece le richieste per Paolo Paltrinieri, accusato di essere uno degli altri componenti del clan. Ed è poi la parte politica che va a rimpinguare il quadro accusatorio. Secondo i giudici, l'ex sindaco Giuseppe Sanguinetti sarebbe stato eletto proprio con i voti del clan in cambio di favori, dalla gestione dei rifiuti a quella degli stabilimenti balneari abusivi. Nei suoi confronti sono stati chiesti 4 anni e 6 mesi. Per il suo vice, Luigi Barbieri, chiesti invece 2 anni e 4 mesi, mentre all'ex consigliere comunale Massimo Talerico sono stati chiesti 3 anni e 2 mesi. Le accuse, anche in questo caso, sono quelle di abuso d'ufficio e voto di scambio. A manovrare tutto, però, sempre secondo gli inquirenti, era Gabriella Mondello, ex sindaco di Lavagna per 24 anni, poi eletta in Parlamento con il PDL prima di passare all'UDC. Per lei chiesti 3 anni. A chiudere il quadro accusatorio dei PM le richieste nei confronti dei funzionari e dei responsabili comunali coinvolti nell'inchiesta. Per loro pene comprese tra i 2 e i 3 anni. Passiamo alla cronaca perché c'è stata una rapina in banca presso la filiale di Intesa San Paolo in via Nuova Italia a Lavagna. Intorno alle 11:30 di questa mattina un uomo sui 30-35 anni, quasi sicuramente italiano, è entrato nell'istituto di credito armato di Catter col quale ha minacciato la cassiera. La donna ha consegnato poco meno di 5.000 euro. A quel punto il rapinatore è scappato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sesti Levante che stanno portando avanti le indagini anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. I dipendenti della banca lo hanno descritto come un uomo giovane, molto magro, indossava una felpa bianca col cappuccio, pantaloni della tuta blu e scarpe da ginnastica. Indossava un paio di occhiali da sole. Ieri pomeriggio a Genova una persona corrispondente alla stessa descrizione aveva rapinato sempre con un cutter un negozio di saponi, ma gli inquirenti al momento non confermano il legame fra i 2 episodi. Alle amministrative 2019 rinnoverà il Consiglio Comunale anche il Comune di Ne. Capoluogo della Val Graviglia conta circa 2.400 abitanti. Saranno chiamati ad eleggere il successore di Cesare Pesce
due candidati, il vice sindaco uscente Marco Bertani e Francesca Garibaldi alla prima esperienza amministrativa. Sentiamo. Il candidato numero 1 nel comune di Ne è Marco Bertani. Nato a Chiavari il 28 maggio 1961, è sposato, ha 2 figli. Diplomato ragioniere, svolge attività come impiegato in un'associazione di categoria. Ha una lunga esperienza politica, consigliere di minoranza Ne dall'85 al 93, sindaco dal 95 al 2004, dal 2004 al 2019 assessore prima e vice sindaco poi con il sindaco Pesce. Già consigliere provinciale, assessore presidente della comunità montana Aveto Graveglia e Sturla sino allo scioglimento della stessa. La sua passione è per l'agricoltura. Si candida con la lista Unità Democratica per Ne. Per l'esperienza che ho maturato in questi anni, per l'impegno che ho dato con disinteresse, con la passione che ho dato e soprattutto anche perché c'è dietro di me una squadra. Ci sono dei giovani, ci sono delle persone motivate, sia uomini che donne, che hanno messo a disposizione il loro tempo, hanno formulato un programma che adesso stiamo distribuendo nelle famiglie, che è un programma realistico che però vuole dare sicurezza, vuole dare sviluppo al nostro territorio. Il candidato numero 2 nella scheda elettorale del comune di Ne è Francesca Garibaldi. Nata a Chiavari il 15 febbraio 1972, è sposata, ha 3 figli. Diplomata, svolge attività come dipendente di Poste Italiane. Non ha alcuna precedente esperienza politica, è impegnata nel sociale, presta attività di volontariato e collabora con le parrocchie della Valle. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco con la lista Cambia con Ne. I cittadini di Ne mi conoscono da una vita perché, come ripeto, io sono sempre stata in valle. Sanno perfettamente la mia disponibilità perché mi conoscono anche nell'ambiente lavorativo, sanno perfettamente il mio impegno che ho per il sociale. Io è da anni che partecipo all'attività della fabbriceria, alla mia parrocchia, alle parrocchie limitrofe, faccio anche parte dell'oratorio di Lavagna perché proprio mi piace rendermi utile. Quindi il mio impegno e quello di tutta la mia squadra è sicuramente di mettere tutte le nostre forze, non solo per me stessa, ma per il bene della popolazione, anche perché sono convinta che la nostra valle ha delle grossissime potenzialità. Sta a noi per ora tirarle fuori e far vedere che siamo un comune che non sta morendo, ma è un comune in crescita. Lasciamo Ne e siamo a Lumarzo perché i candidati che si propongono come sindaco alle prossime elezioni amministrative sono 2. Parliamo di Mirko Gazzolo, pensionato, già consigliere comunale a Bargagli, e Daniele Nicchia, ingegnere meccanico, da 10 anni capogruppo di maggioranza. Li ascoltiamo. Il candidato numero 1 a Lumarzo è Mirko Gazzolo. Nato a Genova il 17 settembre 1958, è sposato, ha una figlia. Diplomato alla scuola media inferiore e pensionato dopo aver svolto attività nell'azienda AMT come addetto all'esercizio. Tra la fine degli anni 80 e il 2000 ha maturato una lunga esperienza politica come consigliere comunale sia di maggioranza sia di opposizione a Bargagli. Nel tempo libero si dedica al volontariato, milite della Croce Rossa da oltre 20 anni. Si candida a sindaco con la lista Lumarzo nel cuore, uniti per un futuro migliore. Perché prima di tutto per fare un cambiamento, dopo 15 anni della stessa maggioranza, della stessa giunta, se vogliono qualcosa di diverso penso che sia il momento giusto per cambiare un attimino. L'ho già detto, noi non promettiamo niente, ma ciò che abbiamo lo faremo. Sicuramente la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, perché non ce l'ha nessuno, è inutile dire arrivo e faccio, dispo. Noi faremo tutto quello che possiamo e bene e ascoltiamo gli cittadini, noi saremo aperti in comune, ci sarà sempre uno di noi tranquilli ad ascoltare i problemi che hanno i cittadini e dove possiamo venire incontro prima possibile, logicamente tempi purtroppo e soldi che ci saranno a disposizione, noi investiremo
per migliorare Lumarzo sicuramente, per renderlo buono. Il candidato numero 2 a Lumarzo è Daniele Nicchia, nato a Genova il 25 maggio 1975 e sposato. Laureato in ingegneria meccanica, svolge attività come quadro direttivo alla Fincantieri. È capogruppo consigliare da 10 anni al fianco del sindaco Guido Guelfo. Nel tempo libero collabora con le parrocchie ed ha ricoperto diversi incarichi nel mondo delle bocce. Alle amministrative 2019 si candida appoggiato dalla lista per Lumarzo Daniele Nicchia sindaco. Ma noi riteniamo di aver lavorato bene in questi 10 anni, da quando io sono in amministrazione. Buona parte della lista era già presente prima, nei 5 anni precedenti. Ritengo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ci sono tante cose da fare ancora e ritengo che insieme al mio gruppo potremo davvero farlo per il meglio dei nostri cittadini. Ci sono tutte le possibilità per riuscire a farlo, ma chiaramente abbiamo bisogno del voto di tutti quanti e quindi chiedo ai cittadini di esprimersi per la lista numero 2 per Lumarzo Daniele Nicchia sindaco. Bene, ricordo che Telepace dedica un ampio spazio informativo sulle elezioni amministrative 2019 attraverso i suoi canali. Oggi l'approfondimento sarà sui comuni di Coreglia e di Moneglia, gli appuntamenti su Telepace 2 al canale 85 dalle ore 18, Telepace 3 al canale 115 dalle 21:35 alle 8 del mattino e anche alle 15. Su Telepace News al canale 187 alle 13:30 circa e alle 20:05 e infine anche alle 23. Nuovi posti auto per quanto riguarda la zona di Preli a Chiavari nel periodo estivo. L'amministrazione comunale ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito con la Fondazione Torriglia relativo a una porzione di terreno accanto alla casa di riposo. Qui verranno realizzati 60 parcheggi a pagamento per una superficie complessiva di circa 2.900 metri quadrati. I pasteggi saranno a disposizione dal 15 di giugno al 15 di settembre. L'obiettivo è agevolare la fruizione delle spiagge che si trovano in zona, nonché delle strutture sportive. Le tariffe saranno le stesse del tratto fronte mare, ovvero 0,80 centesimi all'ora, dalle 10 alle 22. L'amministrazione provvederà a rendere il parcheggio più sicuro con interventi di pulizia e di sistemazione dell'area tramite il livellamento del terreno con ghiaia e installazione di telecamere per la videosorveglianza della intera zona. A Chiavari partiranno alla fine di maggio gli interventi di riqualificazione della pavimentazione dei sottoportici di Piazza Roma e della parte terminale di Corso Dante, compresa tra via Marsala e Piazza Cavour. Si tratterà di lavori di risanamento conservativo e di rinnovamento. Oltre al recupero con materiali analoghi a quelli esistenti, si prevede anche di ampliare la zona pavimentata della piazza e di utilizzare basoli in arenaria per il tratto iniziale di Corso Dante in continuità con via Vittorio Veneto per uniformare alla zona le caratteristiche proprie dello centro storico. I lavori dureranno circa 200 giorni e costeranno poco più di 224.000 euro. Hanno riaperto intorno alle 13 le gallerie di Moneglia, chiuse dalla serata di ieri per un pericolo frana all'altezza della località Madonnetta. A far scattare l'allarme ieri sera l'attivarsi di alcuni sensori che stanno tenendo d'occhio il versante già interessato da crolli e frane negli ultimi anni. Vedete le immagini. Questa mattina si è svolto un sopralluogo del sindaco di Sestri, Valentina Ghio, accompagnato da un geologo che ha dato l'ok alla riapertura alla viabilità. Da diverse ore infatti, conferma il primo cittadino, i sensori non registrano segnali di pericolo e il muraglione di protezione realizzato con l'intervento di messa in sicurezza continua a proteggere la strada. Domani è prevista comunque un'ulteriore ispezione dei geologi al termine della quale saranno forniti aggiornamenti sul proseguio della viabilità. Una presenza al bisogno del mondo. È il titolo del volantino che Comunione e Liberazione ha diffuso in vista della tornata elettorale della fine di maggio. Un documento articolato che propone una prospettiva di ampio respiro, invitando ad un impegno personale per la costruzione del bene comune a tutti i livelli. Per approfondire i contenuti del volantino attraverso testimonianze di impegno per il bene comune già in atto, venerdì 17 maggio alle 21 presso l'Auditorium San Francesco a Chiavari ci sarà un incontro pubblico. La presentazione nel servizio che segue.
Una presenza al bisogno del mondo è il titolo di questa serata di riflessione. Su quali aspetti ci si vuole concentrare? Ma il tema dell'incontro è il volantino che Comunione e Liberazione ha proposto per le elezioni europee, quindi richiama il titolo del volantino, che è appunto una presenza al bisogno del mondo. Nell'incontro sarà presente, appunto organizzato all'Auditorium San Francesco qua a Chiavari, sarà presente Michele Campiotti, che è membro del Consiglio di Presidenza di Comunione e Liberazione. In questo incontro, il punto forte di questo incontro saranno varie testimonianze di persone normali, non niente di, come dire, eccezionale, sono dei professionisti, sono degli studenti universitari che raccontano la loro esperienza rispetto al tema del bene comune. Voi in questo testo invitate ad allargare lo sguardo, non solo in vista delle elezioni ma in generale. Perché c'è questo bisogno? Ma perché la riflessione, appunto, il focus di questo volantino è che diciamo, l'attenzione è sul soggetto che poi fa politica, perché il volantino si chiede: ma qual è il soggetto in grado appunto di resistere a questi tempi in cui le certezze si stanno sgretolando e in cui c'è sempre più affievolito il rapporto con la realtà, e allora si chiede cos'è in grado di sostenere questo soggetto. Quindi il metodo degli esempi, delle testimonianze, è perché, come dice nel volantino, solo le testimonianze ci danno delle indicazioni su dove andare, anche nell'aspetto della politica. Oggi ciascuna persona che cosa può fare proprio per avere questo slancio diverso, per poter guardare in modo anche più maturo al futuro? Ma io direi che, appunto, seguendo il metodo deve cercare nella realtà e deve seguire in qualche modo quelle esperienze che risvegliano il proprio umano, che lo fanno interessare alla realtà e che gli danno la forza di impegnarsi e di stare nella realtà, anche nella realtà politica. Fra l'altro il volantino è molto provocatorio perché alla fine sono diciamo, espresse 6 domande che sono rivolte direttamente all'interlocutore, a chiunque abbia l'occasione di prendere in mano il volantino, appunto, che sono da come vivo l'esperienza del bene comune fino ad arrivare a quali criteri adotto per fare la scelta elettorale. Oggi è un esame di coscienza, oggi forse c'è bisogno anche di guardarsi dentro prima di giudicare il resto. Ma sì, diciamo in questo periodo in cui tutto è molto impersonale, questo volantino si rivolge direttamente alla persona interpellando la sua libertà. Uno straniero di 54 anni, siamo tornati alla cronaca, è stato denunciato dai carabinieri, fermato per un controllo a Chiavari, è risultato essere sprovvisto del regolare permesso di soggiorno. Sono state avviate le procedure di espulsione dal territorio nazionale. E ora torniamo in diocesi. Le suore minime di Lavagna hanno festeggiato il fondatore dell'ordine, San Francesco da Paola. Il vescovo ha presieduto la Santa Messa nella casa di Corso Buenos Aires a Lavagna. Vediamo. Chiamò i suoi fratelli minimi, cioè che stanno sotto a tutti, un segno di grande umiltà, quello del fondatore dell'ordine, San Francesco da Paola, richiamato dal vescovo a Lavagna durante la messa celebrata nella casa delle suore minime. Oggi l'umiltà non è più di moda, ha spiegato Monsignor Tanasini, tutti vogliono apparire e valere, un atteggiamento presuntuoso che può sfociare in atti gravi, tra questi l'abuso di potere, approfittare di una posizione per sottomettere gli altri. Il vescovo mette così in guardia, è un fatto grave che può accadere anche nella quotidianità. Possono succedere in una famiglia, quando i genitori non sono disposti a rispettare la dignità dei figli, quando vogliono determinare la loro vita, quando decidono loro la strada che i figli devono prendere. Possono avvenire anche in una comunità, possono avvenire nel rapporto tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti. Tutto questo è frutto della mancanza di umiltà, del fatto di essere consapevoli della necessità di non essere prevaricatori degli altri. Il vescovo richiama infine la virtù della carità di San Francesco da Paola, un atteggiamento che tutti i giorni viene rispettato nella casa di Lavagna come segno di amore gratuito che nasce dalla volontà di seguire ogni giorno il messaggio di Gesù. Praticare l'umiltà, praticare la carità, praticare l'accoglienza, non alle persone che non vediamo, ma alle persone che abbiamo vicino, nelle piccole cose, in quello che viviamo giorno per giorno. Sono tante le occasioni che si presentano.
Da chi è stata animata e come è stata preparata questa festa? Dalla superiore, da Suor Lucia, Suor Eliana, Suor Cecilia, le suore che sono qui, con la partecipazione di tutte le collaboratrici e dei parenti che hanno fatto l'addobbo, hanno preparato i fiori, hanno lavorato tutte volentieri. Domani si celebrerà la giornata sacerdotale diocesana al santuario di Montallegro a Rapallo. Alle 10:30 la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Chiavari, Monsignor Tanasini. Durante la Santa Messa saranno ricordati i giubilei sacerdotali, in particolare il 25° anniversario di ordinazione di Don Franco Brioni, Don Matteo Benetti, Don Federico Tavella, Don Luigino Castagnola, Don Alessandro Capaldi e Padre Luca Bucci. Saranno anche festeggiati i 50 anni di sacerdozio di Monsignor Tanasini, di Don Emilio Iozzelli e di Padre Lorenzo Zamperin e alcuni anniversari speciali, il 60° di ordinazione di Don Vittorio Gotelli e Monsignor Romano Ferroggiaro, il 70° di sacerdozio di Don Pietro Tassi e Padre Olivo Pallanc. Rapallo ha celebrato questa mattina una nuova centenaria. A festeggiare l'importante traguardo la signora Angela Pipione, nata ad Asti ma rapallese di adozione. Angela si è trasferita anni fa in città dove ha svolto attività come commerciante. Da 2 anni è ospite della residenza Villa Sorriso. L'anziana è stata festeggiata dal personale e dai familiari, come vedete nelle foto. Apriamo ora la nostra finestra sull'Arcidiocesi di Genova. La redazione del Cittadino presenta alcuni appuntamenti per i prossimi giorni. Sentiamo. Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. Grande partecipazione ieri in piazza San Lorenzo per la manifestazione La Chiesa per la scuola, alla presenza del cardinale Angelo Bagnasco e di Monsignor Nicolò Anselmi. Circa 2000 fra studenti, insegnanti e genitori delle scuole paritarie hanno sfilato in corteo fino in cattedrale, dove sono stati accolti dall'arcivescovo che ha rivolto loro un saluto e una riflessione. In particolare il cardinale Bagnasco ha invitato i ragazzi a impegnarsi con sacrificio nelle cose della vita quotidiana e ha chiesto agli insegnanti di aiutare i propri studenti a formarsi una coscienza critica. Venerdì 17 maggio alle 20:45 in 8 chiese della città, per agevolare la presenza di tutti i fedeli, è in programma la veglia diocesana per le vocazioni. Sul sito www.ilcittadino.ge.it è consultabile tutto l'elenco delle parrocchie che ospiteranno questo momento di preghiera. L'arcivescovo presiederà la veglia nella Basilica dell'Immacolata in via Assarotti. E un altro avviso: è in programma sabato 18 maggio la manifestazione La Chiesa per lo Sport, organizzata dalla Diocesi con il Centro Sportivo Italiano. Alle 10 è previsto il ritrovo di tutti i partecipanti in piazza San Lorenzo. Da qui partirà una passeggiata nel centro storico che si concluderà in cattedrale per l'incontro con l'arcivescovo. La manifestazione è aperta a tutta la cittadinanza e a coloro che appartengono a vario titolo al mondo dello sport e delle società sportive. E concludiamo con una notizia. È in corso di svolgimento fino a domenica 19 maggio la Zena Netta Week, una manifestazione nata dai cittadini per promuovere la collaborazione di tutti nel rendere Genova più pulita. Anche la Diocesi ha scelto di aderire a questa campagna. Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare, nella conferenza stampa di presentazione di questa iniziativa, ha invitato tutti i cittadini a un supplemento di impegno e ha ribadito che è importante non sottovalutare la questione ambientale di cui parla anche Papa Francesco. Tutti gli interventi di pulizia programmati in questi giorni in città e a cui tutti possono aderire sono consultabili sulla pagina Facebook Zena Netta. Bene, questa era l'ultima notizia. Da Genova la linea può tornare a Chiavari. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Bene, torniamo in studio. Ora spazio all'economia. Parliamo dello scontrino elettronico. A partire dal 1° luglio le attività di commercio al minuto e assimilato con volume d'affari superiore ai 400.000 euro saranno obbligate alla trasmissione degli scontrini in modalità telematica, anche se oggi rilasciano ricevuta fiscale. I dettagli nella scheda della settimana. La vediamo insieme. Il 1° luglio 2019 l'obbligo partirà per le attività di commercio al minuto e assimilate con volume d'affari superiore a 400.000 euro. Il 1° gennaio 2020 l'obbligo di scontrino elettronico verrà esteso a tutti i titolari di partita IVA e sarà inoltre accompagnato dalla cosiddetta lotteria degli scontrini.
Lo scontrino cartaceo non verrà più consegnato. L'operazione sarà memorizzata e trasmessa via internet a cadenza giornaliera all'Agenzia delle Entrate mediante registratori di cassa telematici. La procedura per la trasmissione e l'invio dei corrispettivi sarà disponibile anche online mediante i servizi che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi. Ai clienti sarà necessario rilasciare, su richiesta, un documento sostitutivo del tradizionale scontrino o della ricevuta, che servirà per avere diritto, ad esempio, a detrazioni e deduzioni fiscali. Per rendere meno costoso l'avvio dell'obbligo di trasmissione telematica degli scontrini giornalieri nei confronti dei negozianti che acquisteranno nuovi registratori di cassa o adegueranno quelli esistenti, è stato introdotto un bonus. Chi acquista un nuovo registratore di cassa avrà diritto ad un credito d'imposta di massimo 250 euro. Chi invece adatterà il dispositivo già in negozio riceverà un contributo non superiore a 50 euro. Il credito d'imposta può essere usato in compensazione tramite il modello F24 a partire dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese a cui fa riferimento la fattura rilasciata per l'acquisto o l'adattamento del registratore di cassa. Per il 2019 infine sono esonerate le nuove attività, per le quali naturalmente è impossibile stabilire quale sarà il fatturato conseguito. Modifiche alla viabilità a Chiavari nel fine settimana per consentire lo svolgimento di 3 eventi. Lo spettacolo del funambolo Andrea Loreni, Chiavari in Fiore, la 24esima marcia Città di Chiavari. Dalle 15 di venerdì 17 sino alla mezzanotte di domenica 19 maggio è previsto lo sgombero, la chiusura al traffico di Piazza Matteotti. Nei giorni del 18 e del 19 saranno chiuse al traffico alcune vie del centro, mentre la marcia comporterà la chiusura dalle 9:45 a mezzogiorno di via Entella all'altezza di via Marsala e del Passo alle Clarisse, del tratto compreso tra via Ravaschiere e via Raggio fino a via delle Vecchie Mura. Diverse strade della città inoltre verranno chiuse soltanto al passaggio degli atleti durante la marcia. E ora andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per venerdì 17 maggio. Taglio del nastro alle 10 nella Sala Riccio del Palazzo Comunale di Sestri Levante per la mostra delle vignette in concorso al premio Due Facce Umorismo a Sestri Levante. L'esposizione resterà aperta fino al 26 maggio con orario di visita dalle 18 alle 21. Musiche da e per il mondo è il titolo dello spettacolo che l'Istituto Comprensivo di Cogorno metterà in scena in piazza Aldo Moro a Cogorno a partire dalle 15. In programma una carrellata di musiche tratte da culture e tradizioni di vari paesi. Appuntamento a Sestri Levante nell'aula magna dell'Istituto Nata De Ambrosis per il ciclo Incontri Scrivere la vita da Leopardi a Carosello. Alle 16 Marisa Traxino e Anna Maria Triglia terranno una lezione su Scrivere la città e gli uomini, storie e storia. Per i venerdì letterari della Penisola San Marco alle 16 nella veranda dell'Hotel San Marco di Sestri Levante Graziella Corsinovi presenterà Alla scoperta di Luigi Pirandello, poeta controcorrente e fuori di chiave. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 a Villa Queirolo, Paolo Modenesi affronterà il tema I licheni. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nei locali di Via delle Vecchie Mura il docente Emanuele Costa terrà una lezione di geografia sugli arabi. Alle 16 nella sala presidenziale della Società Economica di Chiavari il professor Claudio Bevegni terrà una conferenza sul tema Miti greci e racconti d'amore da Plutarco a Poliziano. Iniziativa a cura della delegazione di Chiavari Lucilla Donabarbieri dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Sull'altopiano dell'Io Sottile è il titolo della conferenza in programma alle 17:30 nella sala Ghiuschiffini della Società Economica di Chiavari. David Bellatalla ed Emanuela Patella parleranno di Eugenio Gersi e il diario inedito della spedizione scientifica italiana condotta con Giuseppe Tucci nel Tibet occidentale nel 1933. Il Cielo di Chiavari ospiterà Andrea Loreni, funambolo italiano specializzato in traversate su cavo a grandi altezze, appuntamento alle 18:30 in piazza Matteotti. Quinto incontro del corso di primo soccorso per la cittadinanza promosso dalla Croce Verde a San Colombano Certenoli. Alle 21 all'Ascito Cuneo interverrà il dottor Roberto Canepa che parlerà sul paziente pediatrico. Alle 21 all'Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure DJ set all'aria aperta Santa Spring Dance, presenta Andrea Carretti. Infine alle 21 all'Oratorio di Sant'Erasmo di Sori, concerto di Andrea Bacchetti al pianoforte e Giovanna Savino al flauto. Saranno proposte musiche di Mozart, Donizetti, Rossini, Bellini e Bizet.
Una notizia di nuoto prima di chiudere: gli atleti Giulia Donati e Tommaso Negrello dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Lavagna 90 sono stati convocati nella rappresentativa regionale nuoto in acque libere che parteciperà al Trofeo delle Regioni in programma a Piombino dall'8 al 9 di giugno. Giulia e Tommaso gareggeranno sulla distanza dei 5 km. Un altro atleta della SD di Lavagna 90, Riccardo Rollandi, ha partecipato nella rappresentativa regionale Under 15 al Trofeo delle Regioni di pallanuoto disputatosi ad Ostia. Bene, questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come di consueto, è per domani alle ore 12:45 con Tiguglio Oggi. Vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro una buona serata con i nostri programmi. Arrivederci.